Allora riprendiamo, questa è la seconda parte della decima trasmissione del quinto ciclo di Solo un salto e la ragione diventa follia. Oggi parliamo di recovery come percorso di cura della malattia mentale. Abbiamo già detto che parlare proprio soltanto di percorso, che è un termine in inglese che viene utilizzato perché parlare proprio di guarigione non è il termine esatto, ma noi adesso facciamo un percorso di cura, percorso di guarigione. Io volevo riprendere questo tema appunto e questa domanda è rivolta sia al dottor Maone che appunto che è uno psichiatra, che a Alessia che è un utente esperto, che a Franco che è un familiare. E mi sembra che sia i familiari, ma ancora di più gli utenti, facciano fatica a definire i loro obiettivi. Ecco, non pensate che questo sia un problema a monte? Non credete che per prima cosa bisognerebbe intervistare comunque la persona che sta male e chiedere a lui o a lei che cosa vuole, qual è il suo benessere o il malessere? Perché noi abbiamo detto la recovery è un percorso che la persona deve fare, ok? Però non è detto che la persona sempre sappia quali sono gli obiettivi, che cosa vuole fare, che senso vuole dare alla propria vita per darla anche da un punto di vista esistenziale. Vogliamo cominciare sempre con Alessia e poi dopo... Io penso che in realtà gli utenti abbiano le idee molto chiare, perché, eh, perché se uno mi chiede che cosa voglio, io so rispondergli. Tu dici che il problema è fare le domande, ma in realtà le domande sono molto semplici, che cosa vuoi? E gli utenti hanno le idee molto molto chiare su quello che vogliono, anche se rispondono semplicemente voglio smettere di sentire le voci. A me viene in mente l'esempio che ha fatto il dottor Pellegrini di Parma a Mant. Lui parlava di budget di salute e gli è stato chiesto e lui raccontava la storia di questa persona per cui volevano fare il budget di salute, che gli avevano fatto tutto un grandissimo progetto, non so se Anna si ricorda. Sì, perché ho visto il video molto bello per il Matta di Modena, molto interessante. E avevano fatto questo progetto grandioso, poi alla fine gli hanno chiesto che cosa voleva, una macchina per andare a lavorare. E che hanno dato la macchina a questa persona adesso sta bene, ha una vita piena e felice insomma, una vita piena. E alla fine basta semplicemente chiedere alle persone che cosa vogliono, le risposte vengono da sole, sono molto molto chiare. Ecco, per me il concetto di dire hanno le idee confuse, no, hanno le idee molto molto chiare. Va bene, grazie Alessia. Vuole rispondere Franco? Ma una risposta dovrei attenermi alla mia esperienza personale con il mio figlio, che non posso generalizzare molto cosa che ha fatto Alessia, però se esamino un po' il caso personale, come dico, indubbiamente mi trovo di fronte come utente da parte di mio figlio a una persona in condizioni più critiche, molto più critiche. E cosa, questo obiettivo, come vederlo, ma per me dovrebbe nascere da una collaborazione dove sia presente lo psichiatra, il familiare e l'utente, perché possiamo indubbiamente chiarire meglio la situazione in cui si trova. Io mi rendo conto, ma dovrei, e cerco di non allungarmi troppo, di non allargarmi troppo, che nel momento in cui, prima del Covid parlo, potevo portare a casa mio figlio, e la prima mezz'ora mio figlio era completamente fuori. Poi, naturalmente era rassicurato e cominciavano a uscire i sentimenti di sempre e mi rendevo conto che non era cambiato. Ora, questo aspetto non è conosciuto dallo psichiatra e secondo me proprio attraverso una collaborazione si potrebbe rendere più
più facile il colloquio e da parte anche del figlio poter forse vedere un obiettivo a cui mirare. Va bene. Forse io tendo a essere un po' viscerale nelle risposte, non Certo, vorrei certo, beh, ognuno ha la sua esperienza discostarmi dalla personale. domanda diretta. Ecco, quindi. Va bene, il dottor Maone che cosa pensa di questo problema proprio di riuscire a far emergere anche gli obiettivi della persona che sta male? Deve mettere l'audio il dottor Maone. Intanto voglio sinceramente dirvi una cosa. Io, appunto, un'esperienza soggettiva, insomma. Cioè, io mi è capitato qualche giorno fa con dei colleghi di Ivrea di avere un analogo scambio simile a quello che stiamo avendo oggi. E, diciamo, la sorpresa sempre, il piacere, insomma, volevo sottolineare, di ritrovarsi vicini, di parlare delle stesse cose e di ascoltare esperienze. Parlo delle esperienze della signora Alessia, del signor Bocchi, no? Cioè, in cui proprio si riconosce qualcosa. Cioè, non stiamo parlando di una, ecco, è un grande conforto, perché non stiamo parlando di nuovi orientamenti, di nuove promesse della psichiatria, di nuovi rimedi, stiamo parlando di qualcosa che tende comunque sempre a sfuggire. L'unico punto in cui invece si realizza un sentimento di certezza, che è quello di verità, che ognuno di noi, per ognuno di noi è importante nella vita, no? Sentire che sta facendo le cose giuste, vere, insomma, no? E quello di sentire nelle esperienze proprio come se le avessi vissute, quello che diceva il signor Bocchi, quello che diceva la signora Alessia. Cioè, ci ritrovo interamente per essere stato testimone di queste storie in un modo straordinariamente simile, che appunto quindi è molto confortante, dà incoraggiamento e speranza, capito? Perché vuol dire che sono cose vere e consistenti. Quindi, fatta questa premessa, io volevo un po', ecco, uscire dal rischio di dover dare definizioni, spiegazioni, teorie, no? E quindi volevo proporvi, se lo accettate, di ripercorrere brevemente la mia storia personale come operatore, diciamo, no? Da cui si può poi trarre il senso di quello che stiamo e della risposta anche alla domanda, no? Perché in realtà la domanda posta in quei termini, non lo so, non è convincente, perché dice che cosa ascoltare e chiedere cosa vuole, ma sa che può voler dire tante cose questa domanda. Cosa vuoi oggi? Cosa vuoi fare della tua vita? In che condizioni sta la persona a cui si fa la domanda? Con che tono di voce si fa questa domanda? Con quali presupposti e con quali possibili risposte poi si può interagire con questa domanda? Perché se io poi la persona mi fa delle domande, io non posso rispondere, cioè non ha manco senso fare la domanda, no? Se non posso dare la macchina a quella persona che vuole la macchina, no? Cioè, quindi voglio dire, quindi per uscirne vorrei fare questo tentativo, veramente in modo molto sintetico. La mia storia con con la recovery e con questi discorsi è iniziata innanzitutto quando nel corso della mia carriera, diciamo, ho cominciato a lavorare nei centri diurni negli anni 90. Allora, da allora, cioè i centri diurni erano la promessa in quegli anni, erano così il tassello mancante, l'anello mancante della cura, no? Perché c'era il ricovero, il ritorno a casa, l'ambulatorio, il CSM, le cure, no? Cioè, e la persona sostanzialmente rimaneva a casa o ricoverato, diciamo, no? Quindi, allora il centro diurno rappresentava un po' questo spazio intermedio in cui si potevano recuperare le abilità, le risorse, no? E quindi
si potrebbe immaginare un percorso evolutivo verso l'autonomia, diciamo, no? Tant'è vero che appunto era il discorso della riabilitazione, no? Qual è lo scopo della riabilitazione? Quello di ridare gli strumenti, i diritti, eccetera, alle persone per poter fare la propria vita. Nel corso degli anni nei centri diurni ho cominciato a essere disturbato continuamente da questa sensazione che questo non accadeva, le persone rimanevano nei centri diurni. E ho cominciato a problematizzarmi su questo. Poi io mi sono occupato di una comunità terapeutica. Era una comunità per la quale erano stati stanziati finanziamenti 10 anni prima. E questo significa che non era mai stata costruita, finita, diciamo, no? Questo che cosa presupponeva? Presupponeva che c'erano una serie di situazioni nel distretto, diciamo nel CSM, seguite dall'ambulatorio, come le situazioni che descriveva il signor Bocchi o tante altre simili, alle quali i servizi rispondevano: guardate, l'anno prossimo aprirà la comunità, quindi abbiate pazienza, dicevano ai familiari, perché l'anno prossimo, questo anno prossimo è diventato dopo 10 anni, no? E quando si è aperta la comunità, sono naturalmente afferite alla comunità tutte le persone che da 10 anni aspettavano, diciamo, no? Questi giovani o meno giovani, no? Che stavano a casa e che ogni tanto si ricoveravano, a volte spesso si ricoveravano, a volte spessissimo, entravano e uscivano, no? Con la porta girevole dall'SPDC o dalle cliniche. Nel giro di 2 o 3 anni, grazie anche alla collaborazione con i familiari che abbiamo istituito subito, queste persone sono state abbastanza meglio, devo dire, meglio, benché partivamo da situazioni appunto complesse, no? Cioè da quelle situazioni che richiedevano ricoveri continui, quindi parliamo di quelle situazioni lì, no? Nella comunità, diciamo, gradualmente, nel giro di 2 o 3 anni, queste persone sono state meglio. A quel punto il problema era cosa fare, e qui, in quel punto avrebbe senso la domanda, no? Noi come operatori, come servizi, dovremmo sapere cosa fare adesso. Oppure possiamo chiederlo a loro cosa vogliono fare, no? Ecco, io non so che cosa è successo esattamente, so però che a un certo punto, no? Per una serie di circostanze, quindi non sono processi manualizzabili, sono processi che nascono da un clima, nascono da fattori interstiziali, non nascono da ordini di servizio, però a un certo punto si è coagulata una situazione per la quale i familiari hanno detto: adesso che cosa succederà? Ritornano a casa? Ritornare a casa significava ripercorrere un certo tipo di situazioni, di problemi, per cui probabilmente si sarebbe vanificato tutto il percorso, no? E a quel punto è diventato impellente chiedersi cosa fare. E anziché, questo è il punto centrale, anziché dire come servizio, noi a questo punto lo dobbiamo sapere, abbiamo chiesto aiuto ai familiari e agli utenti. Cioè abbiamo detto qualcosa di questo tipo, cioè il percorso sarebbe finito, che cosa vogliamo fare? In che direzione ci possiamo muovere? Quindi non è che abbiamo formulato una domanda così precisa, no? Abbiamo problematizzato il campo e abbiamo scoperto che le persone sapevano molto meglio di noi quello che gli serviva. Cioè noi come operatori avevamo una organizzazione per la quale è previsto che dopo la comunità estensiva, se le cose vanno meglio, si passa alla comunità meno intensiva, la struttura con 12 ore di assistenza, e che se le cose vanno bene nella struttura a 12 ore di assistenza, si passerà a quella a 6 ore di assistenza in vista della vita indipendente. Questo sapevamo noi, ma noi non avevamo queste strutture a 12 ore e a 6 ore, no?
Quindi o rimanevano nella comunità a tempo indeterminato oppure ritornavano a casa con la famiglia. E allora abbiamo detto, come un po' come il cavallo, come si chiama? Il cavallo di Trieste, Marco Cavallo, abbiamo detto sfondiamo questo muro, cioè, abbiamo un muro davanti. Ecco, questo è un altro discorso importantissimo. Gli ostacoli vanno visti in modo contestuale, non come un impedimento. Cioè, io voglio una casa, ma non ho i soldi e quindi rimango qui. Cioè, no? Come dire, io vorrei vivere autonomamente, ma non so cucinare e quindi faccio un corso di cucina, ma poi tanto la cucina non ce l'avrò perché non c'ho la casa, no? E quindi ritorna indietro, diciamo, no? Non si va avanti, no? Quindi, insomma, abbiamo dovuto un po' sfondare. Come abbiamo sfondato? Abbiamo detto ai familiari cosa possiamo fare insieme, fare assieme di Trento, eccetera, per esempio, no? E allora abbiamo veramente scoperto con un sentimento che può essere definito autenticamente di sorpresa, che le persone avevano delle capacità, ma che queste capacità si potevano attivare indipendentemente dai sintomi della malattia, in vista di un desiderio da realizzare, non da un progetto terapeutico concepito dai servizi. E allora questi familiari hanno creato un'associazione, hanno potuto avere un conto corrente, creato un'associazione, diciamo, riconosciuta, una ONLUS, che ha potuto garantire attraverso lo statuto e un conto corrente bancario delle fideiussioni per l'affitto di appartamenti indipendenti nel libero mercato immobiliare, quindi non ulteriori strutture. E in questo clima in cui questi utenti che stavano lì da 3 anni, che hanno visto la possibilità di che cosa? Di andare a vivere per conto proprio, ma questo non è un obiettivo che concepisce la psichiatria, questa è una cosa naturale, cioè ognuno di noi nella sua vita a un certo punto ha sentito l'esigenza di andare a vivere per conto proprio, no? Quindi non è una domanda così alla quale bisogna cervellarsi per rispondere. Di che cosa hanno bisogno le persone? Hanno bisogno di un luogo dignitoso dove vivere, prima di tutto, di un reddito per sopravvivere, di amicizie, di una rete sociale, di un ambiente accogliente, cioè tutto quello che le persone normali, ordinarie, di cui tutte le persone normali hanno bisogno, no? Quindi non c'è bisogno del progetto terapeutico, insomma, no? Quindi cosa chiedere? È anche, come dire, pleonastico chiedere, no? Perché viene da sé. Allora, 3 utenti appunto che stavano lì e che da un punto di vista clinico erano gravi, cioè avevano allucinazioni, convinzioni deliranti, scarsa cura di sé. Siamo partiti rompendo questo muro e siamo partiti. Qual è stato il risultato? Che i familiari attivatisi hanno potuto dire possiamo fare qualcosa noi per loro, attivandosi con l'associazione, attivandosi anche loro come disponibilità di tempo, eccetera. E le persone che sono andate a vivere poi, il primo gruppo, poi è diventato, come dire, parte del sistema, per cui poi anche altri hanno, diciamo, imitato questa, hanno visto la possibilità di questa cosa, e abbiamo creato poi tanti appartamenti indipendenti. E il nostro vissuto è stato quello di vedere che le risorse delle persone vengono fuori se la persona ha un desiderio da perseguire, non perché noi specialisti siamo in grado di dire quando, come e in che modo avere e raggiungere un obiettivo. Quindi, diciamo, adesso non voglio, diciamo, cadere nella retorica, no? Però appunto la domanda, perché una cosa che diceva, che è molto importante, la signora Alessia, no? Cioè, recovery non significa, come dire, un percorso
lineare. Recovery significa attraversare la malattia con le sue tortuosità, con i suoi alti e bassi, con le ricadute, no? Quindi ciò di cui la persona ha bisogno è di essere seguita in questo percorso tortuoso. Ma se lo specialista, quando c'è una ricaduta, decide che le aspettative si devono abbassare e quindi prende una decisione che orienta il destino di quella persona, ad esempio verso una struttura di tipo a lunga degenza, eccetera, e lì il gioco è fatto. Lì si è presa una decisione che fa imboccare un percorso dal quale poi è difficile tornare indietro. Ecco perché si creano questi percorsi, no? Se invece la persona è seguita e viene ascoltata, diciamo, si deve tollerare la ricaduta e vedere al prossimo passaggio se c'è una risorsa in più da utilizzare. Insomma, non so se ho voluto parlare proprio a ruota libera, però non so se ho reso l'idea, ecco. Quindi poi c'è chi ce la fa, c'è chi non ce la fa, c'è chi ce la fa in parte, no? C'è chi ce la fa oggi, c'è chi la può fare domani. Però ecco, il succo del discorso, sia per i pazienti che per i familiari, è che le persone ce la fanno se questo progetto che hanno in mente risponde alle loro intenzioni, ai loro desideri. Altrimenti non, come dice appunto, la citava Massimo Costa, la Patricia Digan, no? Dice: tu puoi portare l'asino a bere, ad abbeverarsi, no? Il cavallo ad abbeverarsi, ma se non ha sete il cavallo non beve se non ha sete, no? Quindi il problema del servizio è come creare le condizioni affinché le persone possano avere sete, cioè risvegliare un qualcosa che a loro interessa e per questo qualcosa tirare fuori delle energie, insomma. Ecco. Anna, se sei d'accordo, salterei la domanda numero 8, quella dei servizi orientati alla recovery, perché ci ha già risposto. Il suo servizio del dottor Maone è orientato alla recovery, perché dal mio punto di vista, i servizi orientati alla recovery favoriscono la partecipazione di utenti familiari ai processi dei servizi, alla pianificazione dei servizi, che è quello che hanno fatto. Hanno chiesto a utenti familiari, no, cosa ne pensavano di quella cosa lì. E invece, scusa Massimo, sì. Scusami Massimo, dimmi. Abbiamo questo dopo aver detto noi non siamo più esperti di voi. Sì, certo. Noi abbiamo fatto un atto di come dire, riconoscimento esplicito e, come dire, sincero dei nostri limiti, perché un grande problema è che per mantenere la nostra identità professionale noi dobbiamo sempre dire: noi siamo gli esperti, voi dovete fare quello che diciamo noi. Ma siccome palesemente poi questo che diciamo noi non funziona, si crea una relazione conflittuale con i familiari, no? Sì, guarda, aggiungo un'altra cosa perché me l'hai fatto venire in mente, visto che insomma ti dimostro anche che il tuo libro, oltre ad averlo letto, l'ho anche studiato. C'è un certo punto che tu dici, possiamo darci del tu, vero Antonio? Certo, grazie. Che a un certo punto tu dici: noi operatori conosciamo soltanto una parte degli utenti, perché li vediamo quando vengono nei servizi, cioè li vediamo quando stanno male, e quindi gioco forza abbiamo l'opinione negativa di loro, perché li vediamo solo quando stanno male, non li vediamo quando stanno bene. Presumibilmente invece, se li vedessimo anche quando stanno bene, forse faremmo anche altre valutazioni. E poi mi aggancio un po' alle cose che hai detto quando citavi dei tuoi amici di Ivrea, no? Noi sappiamo che a Ivrea, a Brescia, ci sono i recovery college, sono esperienze, diciamo, italiane più importanti. Allora, per parlare di recovery college, come ipotesi alternativa ai modelli riabilitativi centrati sulla cura e sull'intervento a partire dai deficit, nei quali noi operatori abbiamo un ruolo importante nell'assessment e nella progettazione di intervento. Il riferimento non è la terapia, ovviamente, o le tecniche riabilitative, ma il Recovery College fonda la sua ragione d'essere sulla formazione congiunta di operatori,
utenti, studenti e familiari. Da educatore sarei tentato di chiederti, te lo chiedo, nei servizi di salute mentale ci vorrebbero forse più educatori, meno psichiatri? La domanda ovviamente è molto critica, però. Lo chiedi a me? Sì, sì. No, mi viene in mente, ho letto recentemente del movimento dei disabili in Inghilterra, no, che ha fatto storia, no? Il modello sociale della disabilità, eccetera, eccetera, che molti utenti disabili, parlo di disabili motori, che sono quelli che hanno avuto la fortuna di essere facilitati nelle loro attività di difesa dei loro diritti, no? Storicamente, insomma. Però dicevano che loro la maggior parte, diciamo, di loro diceva che trovava molto più giovamento da operatori non professionisti, insomma, no? Perché con loro si riusciva a spiegare meglio quello che era necessario. Comunque adesso non è questione di profilo professionale quanto poi di persone, no? Perché poi non sempre le persone, ecco, a proposito di quello che dicevi tu, quando facevamo questi percorsi di abitazione indipendente, magari c'era il medico che seguiva quel paziente che non faceva parte della nostra equipe e che magari di fronte ad una presa di posizione del paziente, no, che poteva essere legittima o meno, insomma, e scriveva sulla cartella con punto esclamativo: lui fa quello che vuole, no? Cioè, cosa posso fare? Lui fa quello che gli pare, ma voglio dire, no, questo è un po' il punto. Se uno non fa quello che gli pare, ma come fa? Come fa se non fa quello che gli pare? Da dove prende la forza una persona se non per fare ciò che desidera fare? Insomma. Poi, è certo, si può discutere, no? No, ma non, diciamo, l'atteggiamento prevalente nei servizi è quello di negazione di questa cosa, cioè se non guarisci dai sintomi e dalla disabilità, quindi fai prima tutti i corsi, la preformazione e tutto il resto, in un percorso riabilitativo che c'è sempre, è sempre riabilitative si chiamano queste strutture, no? Fino a quelle del figlio del signor Bocchi, non si chiama riabilitativa la struttura dove sta suo figlio? Ma è una riabilitazione che non finisce mai, no? Non finisce mai. Allora, Antonio, scusate, vi devo... Volevo dirle che la riabilitazione che però non c'è nella realtà, questo lo preciso. Diciamo che nel Veneto adesso ci sono le strutture che si chiamano RSSP, che sono residenze sociosanitarie a vita, diciamo, psichiatriche. Posso fare l'ultima domanda? Esclusa la riabilitazione. Posso fare l'ultima domanda o dobbiamo fermarci? No, facciamo un break e poi dopo riprendiamo con una domanda. Grazie. Va bene.